Nella mattinata del 2 luglio, presso la sottosezione della Polizia Stradale di Rovigo A13, è stata celebrata la commemorazione in memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato Ilaria Maria Leandri, caduta in servizio nell'anno 1997 alla giovane età di 27 anni. Alla celebrazione, tenuta dal cappellano della Polizia di Stato di Rovigo, erano presenti familiari e colleghi dell'agente. Hanno presenziato alla cerimonia il prefetto di Rovigo, dottoressa De Luca, il vicario del questore, dottor Chierico, il dirigente del compartimento di polizia stradale del Veneto, rappresentato dal dottor Martorano, nonché il dirigente della sezione polizia stradale di Rovigo, dottor Marino. La breve celebrazione, tenutasi nel rispetto delle norme Covid, è iniziata con la deposizione di una corona di fiori e a seguire un breve momento di raccoglimento, nel corso del quale sono stati ricordati i momenti della vita dell'agente scelto Leandri, la quale, dopo aver superato il concorso in polizia, veniva assunta in servizio il 20 dicembre 1993 e successivamente, dopo la frequenza del corso alla scuola di allievi agenti di Peschiera del Garda, veniva poi assegnata alla questura di Mantova. Nell'anno 1997 l'agente scelto Leandri veniva assegnata alla sottosezione Polizia Stradale di Rovigo A13. Dopo poco tempo di permanenza al reparto, nel corso di rilievi per un incidente stradale, dove è intervenuta in soccorso dei feriti, è stata travolta da un veicolo industriale ed è deceduta a seguito delle gravissime lesioni riportate.